La Chiesa oggi celebra Sant'Emiliano. Il nome Emiliano ha origine latina e significa cortese. Oggi, 6 novembre, si celebra la Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato. Nel 2001 l'Assemblea Generale dell'ONU ha istituito tale ricorrenza per sensibilizzare la società sugli effetti dannosi prodotti dalla guerra, non solo su soldati e civili, ma anche sull'ecosistema a causa dell'inquinamento delle risorse idriche e della devastazione di flora e fauna. Solo una volta, dal XVIII secolo a oggi, la lava dell'Etna ha distrutto un centro abitato. Il 6 novembre del 1928 una grande eruzione ha cancellato Mascali, nel basso versante orientale del vulcano, sommergendo completamente il paese che a quei tempi era abitato da circa 3.000 persone. Ma avete mai sentito parlare di trasformazione in spaghetti? E no, non stiamo parlando di fantascienza. Quando ci si avvicina a un buco nero c'è una regione di spazio che viene denominata orizzonte degli eventi, in cui l'attrazione raggiunge valori talmente intensi che gli oggetti subiscono una deformazione e si allungano formando appunto dei filamenti. Per questo si parla di trasformazione in spaghetti. Buongiorno ai 12, oggi la luna da spettacolo poiché è piena, è la luna del Castoro ed è la luna più grande di tutto l'anno, visibile, bellissima, nel cielo illuminerà quali costellazioni? Scopriamole insieme. Ariete. E beh, per voi questa luna piena è assolutamente davanti ai vostri occhi, quindi potete prenderla proprio perché qualcosa diventa finalmente concreto, una buona notizia affettiva e anche carrieristica. Toro, si compie proprio nei vostri gradi zodiacali la luna piena, fantastica, dopo essere vessata da un po' da Venere, finalmente ritrova tutto il suo splendore nel vostro segno zodiacale, vi rassicura e vi rivela che intorno a voi c'è un grande amore e anche delle grandi certezze che state per costruire. Gemelli, una luna nuova che vi fa pensare un po' a tutta una serie di relazioni andate non proprio benissimo. Urano sta cambiando molto la vostra vita, sta decostruendo alcune situazioni, luoghi e rapporti con persone per favorirne lo sviluppo di altri, quindi vedete le cose in una maniera un pochino più ampia e non così arrabbiata come l'opposizione con Marte vorrebbe. Cancro, la luna, la vostra dea, stasera da spettacolo e oggi con questa sua pienezza vi rende più forti, tanto forti da voler superare un momento non proprio sereno. Giove però nei vostri gradi sta lavorando in combutta con Saturno e Nettuno per farvi acquisire uno switch lavorativo decisamente importante, dal quale dipende anche il benessere del vostro rapporto. Leone, per voi oggi la luna è di quadratura, una luna che vi fa riflettere molto proprio sul lavoro, volete concretezza, volete maggiore affermazione, un ritmo di scambio che sia più veloce ed efficace. E beh, ci riuscirete. Oggi però pianificate serenamente senza ansia. Vergine, stupendo questo trigono della luna piena per voi, un trigono che apre la porta a delle fughe necessarie che vi servivano, fughe psicologiche, fughe affettive, fughe anche che possono riguardare un bel viaggetto che potrete fare con la scusa di un lavoro. Bilancia, per voi la giornata oggi prevede una Venere un po' più serena, ma sempre un po' limitata dalla quadratura di Plutone e da quella di Giove. La Luna vi ispira molto, decisamente, ma forse vi comincerà ad attingere a delle risorse antiche e magari a rivedere i vostri progetti lavorativi.
Scorpione, per voi oggi la luna che si compie in Toro è piena, il sole dai vostri gradi che la illumina e la rende magnifica. Oggi una magia accade proprio nel rapporto tra voi e il partner. Sagittario, una luna un po' troppo distante per voi, ma non per questo meno illuminante, proprio perché rimanda con la sua quasi congiunzione a Urano una grande forza decisionale, quindi avanti tutta. Capricorno, stupenda è questa luna in trigono che vi porta grande passione e grande gioia in amore, quindi godetevi queste certezze, ma anche e soprattutto quelle lavorative sulle quali siete un po' troppo dubbiosi. La situazione è molto più semplice di quella che non pensate. Acquario, luna di quadratura per voi con Marte, molto probabilmente le stelle vogliono dirvi di dare un po' meno, di occuparvi di meno cose, di fare una cernita e di fare quello che va bene per voi. Pesci, la vostra giornata oggi è una giornata piena di grande energia. Soddisfazione e talento non mancheranno, visto che Saturno e Nettuno sono galvanizzati da Giove, mentre invece Marte e Mercurio fanno di tutto per farvi esprimervi. E beh, la Luna vi farà una romantica sorpresa in serata. Per 70 anni ha servito il giornalismo, lavorando per oltre 4 decenni alla RAI e venendone cacciato ai tempi del cosiddetto editto bulgaro di Silvio Berlusconi. Il 6 novembre del 2007 Enzo Biagi ci ha lasciato, spegnendosi a 87 anni in una clinica milanese. Questa espressione si deve al periodo della guerra civile americana 1863, quando si diceva grapevine telegraph per spargere informazioni destabilizzanti per il nemico. Da qui la diffusione di hear it on the grapevine, letteralmente sentito nella vite, dove la vite qui non c'entra nulla. Dunque questa frase si può usare quando si sentono voci su qualcosa o qualcuno, ma la fonte non è nota. Adolf Wolfli è considerato un grande pittore dell'Art Brut, ma ha seguito una strada piuttosto insolita per arrivare alla fama. Nato in Svizzera nel 1864, da adulto si rese responsabile di molestie a bambini e tentativi di stupro, venendo incarcerato e dichiarato schizofrenico. A 31 anni in manicomio cominciò a dipingere, ci ha lasciato 1300 disegni, attirando anche l'attenzione di Sigmund Freud. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se non scali la montagna non potrai mai godere il paesaggio. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.